Ok, buongiorno, anzi buonasera a dir la verità. Dopo tanto ci si rivede. Intanto approfitto per fare gli auguri a tutti quanti di buone feste, di Natale già passato e di buon fine anno. E siamo qua dopo tanto tempo a fare una chat. Una live, scusate, stavo scrivendo in chat. Un saluto per tutti, finalmente ci si rivede. Un attimo che sistemiamo un po'. Mi vedete sicuramente più invecchiata, un po' cambiata. Non so come mi vedete voi, ma io vedo un po' di problemi, penso, con la telecamera che non riprende benissimo. Ok, vediamo un pochino. Allora, è da tanto che non ci si vede più. Ho perso per questo diversi, anzi moltissimi iscritti, mi dispiace, mi scuso con quelli rimasti, ma anche con quelli persi, perché ovviamente, per problemi di lavoro non ho potuto continuare come prima. Purtroppo prima avevo più tempo, quindi riuscivo a fare un video a settimana, adesso se ne faccio uno al mese e anche di più, e dopo tanto tempo è molto. Anche il tempo per andare a registrare per me è veramente pochissimo, molto risicato. Vi faccio gli auguri così, infatti non ho fatto nessun tipo di video, mini video, per farvi gli auguri, ve li faccio così di persona, perché almeno per quelli che son rimasti secondo me è più, diciamo, un valore migliore, no, è meglio. Per quanto riguarda, i video, continuerò a farne pochi, perché adesso in questo momento non sto lavorando, però mi sto organizzando per mettermi in proprio, per cui sarà un problema. È un problema già comunque mettermi in proprio, perché vorrei entrare nell'olistica, cosa che già faccio ogni tanto, con Reiki, sciamanesimo e via dicendo. Continuerò, quando potrò farlo, ehm, a fare le mie ricerche sul paranormale, perché mi han dato tante soddisfazioni in questi anni con gli EVP che, rispondevano a quello che io chiedevo, avevano una logica nelle loro risposte, ma anche per le foto che ho fatto, che veramente, mi han dato grandi soddisfazioni, oltre ai video, appunto, di entità che sono riuscita a prendere. Volevo oggi farvi un regalo di feste di Natale, se volete, farvi un giro di carte. Su questo canale non l'ho mai fatto, perché di solito lo faccio su Whisper Gaia, scusatemi, perché tanto che non entro più neanche in quel canale, per cui qua ogni tanto qualche video lo metto, di là non sono più entrata da quando ho iniziato a lavorare, per cui sono anni che non faccio più video, cioè più video continuativi. Di là proprio non ne ho più fatti, avevo anche altri canali che mi avevano consigliato di fare in caso che questo fosse sparito, perché capita, dicono, che spariscono, te li rubano o che. E tra l'altro con questo ci han già provato diverse volte e fortunatamente non ci sono riusciti. Per cui, se volete che vi faccio un giro di carte, io non sono cartomante, è giusto, lo faccio per gli amici, un giretto veloce, rapido, come le so fare io, che non sono brava come chi lo fa per mestiere, ve lo faccio anche, non c'è nessun problema. Mi spiace tantissimo che vi ho abbandonati in questo periodo, in questo lungo periodo. Purtroppo la vita, reale mi prende molto tempo, per cui si vede, sono più invecchiata. Mamma mia, ero più giovane, più briosa all'epoca. Altro non ho da dirvi, se voi non vi interfacciate, non mi fate domande, io non vi posso rispondere.
Se volete appunto che vi faccio le carte, io le faccio, adesso qua in diretta, se non lo volete non c'è nessun problema. Aspetto qualche momento, un attimino, altrimenti poi concludo se vedo che nessuno si affaccia, nessuno partecipa alla live, vi faccio di nuovo gli auguri e ci vedremo nei video quando riuscirò a lavorare. Adesso sono in lavorazione di uno che ho fatto a Erto e questo mi ha dato veramente delle grandi soddisfazioni, sempre a livello EVP. A livello diciamo di foto, io metto sempre il dubbio perché potrebbe essere pareidolia oppure può essere anche, non so, ehm, un qualche difetto diciamo della telecamera, che magari può dare l'impressione di vedere delle figure che possono sembrare umanoidi o comunque a forme animali o quello che insomma si riesce a vedere. Quello che, però mi ha dato soddisfazione in questo video che sto lavorando, che non ho ci sto dietro ormai da un mese e non riesco a mandarlo avanti, perché non ho tempo, ovviamente, è, che ci sono quando io chiedo i nomi, mi ha dato nomi che io non conoscevo inizialmente, dopodiché sono andata a fare delle ricerche sulle vittime che ci sono state alla per la ehm, per il disastro del Vajont, un nome soprattutto tra 3 che ho trovato fino adesso, poi lo rivedrò di nuovo magari vedendolo ancora riuscirò a trovare altri nomi. Questa persona, una donna, mi ha dato nome e cognome, che io poi sono andata a fare una ricerca, nella lista delle vittime, ed era quella. Poi ci sono, in anticipazione vi darò le altre che non ho potuto ehm, non ho potuto verificare perché c'è solo il nome, quindi non avendo il cognome, lì ci son tante Marie, tante Lucia, vai a vedere chi di queste è. Per cui non ho potuto verificare, ma su una delle 3 che mi hanno dato il nome, che ho trovato fino adesso, perché poi dovrò riascoltare perché, come vi ho già detto in altre occasioni, i miei video vengono rivisti 10 come tutti quelli che fanno le ricerche come le faccio io, le rivedono tantissime volte fino a quando, non sei sicuro di aver, carpito tutto il materiale che ti serve, insomma, tutte le loro i loro messaggi sia visivi che, di EVP. Ehm mi sta dando soddisfazione, come tutti i miei video poi del resto, perché quando riesco a trovare delle connessioni con i paesaggi, con le storie che ci sono dentro, ma anche quando non ho una connessione, non sono riuscita a trovare qualcosa che, è inerente a quel personaggio, per cui io non posso andare a cercare come in questo caso che avevo la lista delle vittime e quindi son riuscita a vedere bene chi c'era, chi non c'era. E allora capite che mi diventa veramente difficile poter, certificare che quella entità è veramente in quel luogo. Però lo stesso quando ho visto per esempio Ragogna, io la chiamo la mano che passa in questo modo, no, poi gira e va oltre, su una registrazione che doveva essere cancellata, perché avevo appoggiato la telecamera su un tavolo e puntava sul muro e mai avrei pensato di riuscire a prendere un'entità, queste sono soddisfazioni. Mi dispiace che questa cosa qui non è stata apprezzata da tutti, nel senso che, vengono apprezzati di più video in cui la si racconta, tipo quelli che prendono di qua e di là, poi fanno dei video e fanno la sensazione dicendo: abbiamo preso, da questi video, questi gruppi hanno trovato questo, hanno trovato quello", poi vai a vedere son trucchi. I miei, son sempre video lavorati pochissimo, infatti si vede, proprio appunto per evitare di far nascere il sospetto, se non altro,
che, siano stati lavorati in modo per imbrogliarvi. Non mai lungi da me, io non ho mai voluto imbrogliarvi, quello che c'è, quello che non c'è, non c'è. Io non posso inventare quello che non c'è, per capirsi. Vedo che ci sono 2 che ci stanno guardando, che mi stanno guardando, come ho già detto anticipatamente, prima eravamo in 2, adesso son rimasta da sola, anche questo ha un attimino, bloccato il mio girare sempre, anche se avevo iniziato, negli ultimi tempi a girare un po' da sola, però dai, lo tornerò a fare perché, è brutto dirlo per alcuni, perché alcuni mi hanno criticata perché dicevo che in alcuni video che io mi diverto quando faccio queste cose. Allora, non è una messa, quindi non devo avere quel rispetto, diciamo così. Ho rispetto per le entità perché non le prendo in giro, non ci vado per sfruttarle, ci vado perché sono vero, questo è brutta questa parola di dire curiosa, no, sono curiosa di capire e di vedere la storia di quel luogo e quindi di avere una certificazione dalle loro parole, da quello che loro mi possono trasmettere sia a livello visivo ehm, che a livello vocale, insomma, quello che riesco a prendere dagli EVP. Comunque, in ogni caso, io spero, mi auguro che continuino a piacervi i miei per quelli che son rimasti ovviamente, che continuate a vedere i miei video, che vi piacciono, perché ho sempre pensato il mio obiettivo era quello di dare qualcosa, di far capire che questo mondo esiste, che ci si può mettere in contatto, che è per tutti, che non è solo per i sensitivi e che siamo tutti in un certo senso sensitivi, se vogliamo. È una specie di, come si può dire, una sensibilità personale che ognuno poi sviluppa mano a mano che la addestra. Quindi noi addestriamo, continuando ad andare a metterci in contatto con determinate, entità, ascoltando, ecco, la parola esatta che non mi veniva adesso, ascoltando l'ambiente in cui siamo. Noi ascoltiamo, riprendiamo, ehm, e se abbiamo la fortuna di piacere, perché secondo me è la giusta è il giusto termine, se noi abbiamo la fortuna di piacere alle entità, loro si fanno vedere, si fanno sentire. Altrimenti possono insultarci, perché è capitato anche quello, o possono anche, non farsi vedere. Vedo che a nessuno interessa farsi fare un giro di carte, per cui, sono qua già da quanti minuti? 13 minuti, wow, fatto un monologo. Di solito eravate in tanti a scrivermi, stavolta non mi ha scritto nessuno, va bene, non importa. Me lo aspettavo perché è veramente tantissimo tempo che non faccio più live, tantissimo tempo che, faccio video ogni tot, e me l'aspettavo quindi che non avevo più il seguito di prima, ma non importa, farò i miei video restano lì, le mie live restano lì, chi vuole vederla li vede. Ringrazio chi è rimasto, in connessione con me, chi, continua a vedere i miei video. Ehm, mi scuso con quei canali, con cui io spesso mi interfacciavo, cioè io, vedevo i loro, scrivevo, interagivo, li guardavo e loro ovviamente, un po' perché piacevano i miei argomenti, un po' per ricambiare, venivano a vedere i miei, ma io purtroppo il tempo è quello che è, quindi non riesco più a seguire tutti quanti. Per cui prima avevo tempo, non avendo un lavoro e non avendo altri impegni, riuscivo a vedervi tutti e venirvi a commentare. Adesso mi è assolutamente impossibile. Persino i miei canali sono trascurati, per cui, ehm, vi auguro delle buone feste di Natale che è passato e del fine anno. Non vi do il buon anno perché porta male, dicono. Non sono superstiziosa, ma giusto per chi lo è, ho questo rispetto. Per cui vi saluto, vi abbraccio, soprattutto quelli che mi hanno seguito fino adesso, che sono ancora iscritti al mio canale. Ehm
Vi ringrazio per la pazienza, vi ringrazio, per, ehm, perché mi vedete ancora, perché vedo le visual che ci sono, non sono più quelle di una volta, ma va bene così. Anche 1 o 2 a me fate piacere, vuol dire che qualcosa ho trasmesso e qualcuno ha visto, e sono contenta così. Vi auguro tanto bene, che la vita vi porti solo belle cose. Un bacione a tutti e buone feste. Alla prossima se riuscirò. Comunque c'è il video di Erto che tra poco arriverà. Non so preciso se tra 1 settimana o 2, quello è il tempo più o meno, e spero che vi piaccia e che andate a controllare la lista dopo che avete sentito il nome della persona ehm, che si è presentata a me, scusate. Oh guarda, c'è qualcuno che mi ha scritto. Pirati dei sogni. Wow. Ciao, buona domenica anche a voi e buone feste soprattutto. Stavo giusto per chiudere, scusate ragazzi, perché ho visto non c'era nessuno che scriveva, per cui, ehm, e mi dispiace tantissimo che anche voi vi seguo pochissimo, è da tanto che non vengo più purtroppo, ma il tempo è quello che è e mi dispiace, proprio non riesco assolutamente. Però credetemi era un canale che mi piaceva tantissimo, come tanti altri che ho seguito fino a qualche mese fa, qualche anno fa, perché adesso è più di 1 anno che sono quasi assente. Quindi vi stavo per salutare e vi auguro la buona domenica anche a voi e anche all'altra persona che c'è, che vedo che c'è, a tutti quelli che si collegheranno dopo e che mi hanno sempre seguita con affetto, per cui un bacione grandissimo a tutti e vi voglio bene perché vedo che persistete a essere iscritti nonostante la mie mancanze, la mia assenza, la mia non darvi purtroppo il mio tempo, ma d'altra parte tra famiglia, lavoro e i miei progetti che sto portando avanti, appunto di mettermi in olistica e poi continuare anche a fare questo lavoro, perché, cioè non è un lavoro, è una passione. E mi auguro che non vi offendete, okay, quando dico che è una cosa fatta perché mi diverte, perché mi piace. E quando dico che mi diverte e mi piace andare in cerca di entità e parlare con loro, cercare la loro storia nei vari luoghi dove di solito vado, non è una mancanza di rispetto verso le entità e loro lo sanno benissimo, altrimenti me la farebbero pagare. E visto che invece con me sono tanto carini, che si fanno vedere, si fanno registrare, probabilmente questa mancanza di rispetto che vedete voi, che mi accusate di questa cosa qui, loro evidentemente non la vedono, non la percepiscono. Il divertimento sta nel fatto che fai una cosa che ti piace fare. Ecco, questo è il mio senso di divertimento. Un bacione grande, grande a tutti, vi voglio bene, mi auguro di non perdere altri iscritti, perché ero riuscita ad avere un bel po' di migliaia di iscrizioni, adesso sono arrivata a meno di 2000, ma non importa, va bene così, anche fossero 100, vi voglio bene lo stesso e vi ringrazio per aver resistito fino adesso. Okay, un bacione grande, grande, al prossimo video, ci vedremo, più che vedermi perché nei video, essendo da sola, non mi ci si vede, farò vedere, mi sentirete più che vedere. Per quanto mi riguarda il video che sto preparando, appunto quello di Erto, dove c'è stata la la tragedia appunto del Vajont. Un bacione grande, grande, di nuovo, buone feste, non riesco ad andar via, vi voglio bene, ma per quei 2 lì sto qua. No, devo andare. Un bacione grande, grande, vi ho detto quello che dovevo dire, gli auguri ve li ho fatti e alla prossima.